Andrea Scrocco, sono il direttore della Remosa Service e della OES, che sono aziende del gruppo Remosa che si occupano del settore della meccanica di precisione, della manutenzione meccanica e della manutenzione elettromeccanica, quindi su macchine elettriche. Questa è la sede di Elmas della OES, che si occupa appunto di manutenzioni elettromeccaniche. È uno stabilimento di nuova realizzazione che è stato concepito con i criteri della massima attenzione nei riguardi degli aspetti ambientali, ecologici e del risparmio energetico. Il gruppo Remosa mostra da tempo molta attenzione agli aspetti energetici. Già nel 2010 è stato realizzato un impianto fotovoltaico nella sede Remosa Service di San Roque, la quale ha consentito il contenimento dei consumi energetici e quindi di impattare favorevolmente nella produzione dell'azienda. Con l'avvento nel 2011 della multinazionale IMI, che ha acquisito tutte le aziende del gruppo Remosa, ha portato un'ulteriore attenzione alla gestione degli aspetti energetici mediante un energy management gestito con un software, con un sistema gestionale dell'azienda stessa. Il sistema di cui disponiamo attualmente è il Credit C360, è un sistema innovativo, se caricato di dati opportunamente ci dà la possibilità di avere una fotografia energetica completa e totale della nostra realtà produttiva. Questo poi ovviamente ci dà modo anche di capire dove dobbiamo intervenire, quali sono le aree di intervento primarie e soprattutto ci dà anche delle priorità da questo punto di vista. Il software dà la possibilità a diverse applicazioni, ti dà la possibilità di caricare a diverse finestre, possiamo chiamarle così. Puoi caricare dei dati relativi al personale, quindi ore lavorate, dati un po' più sensibili di cui non trattiamo, mentre per quanto riguarda la parte energetica abbiamo una finestra relativa alla parte energetica in senso stretto, quindi ai consumi energetici per quanto riguarda elettricità, GPL, carburanti, anche quelli delle automobili. Questo fa capire come è mirato proprio, è dettagliata il controllo e il monitoraggio. E poi abbiamo anche una finestra relativa a tutta la parte gestione rifiuti. Con il software a noi a disposizione abbiamo la possibilità di monitorare mensilmente l'andamento dei nostri consumi energetici e questa è una grossa mano d'aiuto perché ci dà la possibilità di pianificare i vari interventi secondo delle priorità. Avere la possibilità di monitorare tutti questi andamenti mensilmente è sicuramente una grossa mano d'aiuto in un'azienda come la Remosa Service che si sta imponendo di entrare in maniera decisa per quanto riguarda la gestione delle parti energetiche aziendali. Nel processo di gestione energetica che ci siamo prefissi, il sistema di cui siamo in possesso ha già dato ottimi benefici. Da questo punto di vista il sistema è capace in autonomia di gestire, di creare dei diagrammi e di darci dei risultati su quelli che sono i nostri consumi. Analizzando questi diagrammi, analizzando questa tipologia di consumi, siamo venuti a conoscenza come lo stabilimento di San Roque, della Remosa Service di San Roque, abbia un impatto energetico minore rispetto agli altri stabilimenti del gruppo che non sono dotati di impianti energie rinnovabili. Per dare continuità al processo di monitoraggio e gestione energetica da parte della Remosa Service è stato installato un impianto solare termico con 12 pannelli solari installati sul tetto. Il sistema solare termico prevede anche 2 resistenze di ausilio in caso di emergenza. L'impianto da noi realizzato andrà a coprire il 70% delle nostre esigenze per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua calda sanitaria.